Treviso provincia sicura, lo dicono anche i numeri. Su 106 capoluoghi, come numero di reati si piazza al 98° posto, secondo la classifica del Sole 24 Ore, che dà gli episodi criminosi in calo nel 2015 rispetto al 2014 del 7,3%. Uno scenario positivo, quello che accoglie il nuovo comandante provinciale dell'Arma, il tenente colonnello Gaetano Vitucci, che prende il posto del colonnello Ruggero Capodivento, trasferito a Firenze. In questo momento mi sento anche di ringraziare anche tutti i carabinieri del Comando Provinciale di Treviso e anche chi mi ha preceduto nell'incarico, il colonnello Capodivento, perché è proprio notizia di questi giorni anche la divulgazione dei dati sicuramente confortanti per quanto riguarda il sistema sicurezza qui a Treviso. Questo a me, che sono appena arrivato, è un qualcosa che mi farà sicuramente riflettere. 44 anni, sposato e padre di 3 figli, già in ruoli di comando a Chieti, Gorizia e Modugno in provincia di Bari, arriva dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, dove ha retto la terza e seconda sezione dell'ufficio stampa. Collaborazione con le altre istituzioni e vicinanza ai cittadini, le linee guida che intende seguire. Noi come istituzione cerchiamo di fare e faremo e continueremo a fare quello che è il controllo del territorio, cercando di spingere quanto più possibile sotto il profilo di prossimità per dare e cercare di dare delle risposte puntuali ai cittadini che meritano questo.